dopo l'altra. Ciao ragazzi, oggi sono a Badia Calavena, nella falegnameria dei Gemelli Fineto, due ragazzi giovanissimi che hanno deciso di intraprendere un'attività molto particolare che ha come base, come punto centrale il legno, ma anche una filosofia ben precisa basata sulla valorizzazione delle varietà che si trovano qui intorno, sulla fantasia e soprattutto sul recupero dei pezzi di scarto che diventano anche oggetti d'arredo bellissimi. Ma andiamo con ordine, intanto andiamo a conoscerli. E già partire da distinguerli per nome è un'impresa. Chi è Massimo? Presente. E chi è Omar? Presente. Per esclusione. Tu vuoi dirlo Tino? Che? Tu vuoi dire presente? Presente. Come è nata la passione per il legno? Allora, è nata un po' a casa e un po' fuori casa. Un po' dall'esperienza del papà che ha sempre avuto passione per il restauro e un po' fuori casa alternandoci fra chi lavorava in strutture di legno, lui, e io facevo restauro mobili da un'altra parte prima, quindi è andata avanti un po' negli anni. E papà ha sempre lavorato il legno e il restauro del legno comunque sotto casa e quindi da bambini si andava giù a costruire le spade di legno, costruire gli scudi di legno e pian piano lo si aiutava e si giocava e intanto si imparava anche a lavorare il legno. Adesso siete arrivati ad avere un laboratorio tutto vostro, no? Ma cos'è che fate esattamente qui dentro? Non lo sappiamo ancora, nel senso che facciamo tante cose diverse, per cui si parte dal restauro, la costruzione del tavolo, alla manutenzione dei balconi, alla manutenzione delle finestre, cose strane, lavabili coi tronchi, un po' di tutto. Perché il legno per voi è anche una fonte di ispirazione? Sì. Il legno è al centro e noi ci giriamo attorno. Praticamente non sappiamo ancora bene quando sarà finito questo cerchio, ma a ogni spicchio ci fermiamo, si impara, si guarda, si prova, si sbaglia e si sbaglia, poi si fa giusto e si sbaglia. Mi viene da definirla una falegnameria un po' atipica. Perché? Perché i legni che vengono usati qui dentro provengono per la maggior parte dal territorio. Vengono tagliati qui nei dintorni e poi portati qui. E qui vengono stoccati e messi ad essiccare, qui fuori dal capannone, un vero e proprio catalogo, non a cielo aperto ma quasi, in cui questi legni maturano, si essiccano e poi diventano materiali da utilizzare, sia come elementi per il restauro dei mobili, ma anche per la creazione di quegli oggettini tutti belli e sfiziosi che tra poco vedrete, che qui nascono. Questo abbiamo il magazzino del nostro legname che abbiamo fatto in questi anni. Tutto legname della zona? Tutto legname della zona. Castagno, abete? Fornito da boscaioli, giardinieri e quant'altro. Chi è che lo taglia? È completamente tagliato da noi con la segatronchi e poi stivato nelle stive ad asciugare in maniera naturale. Perché i legni del territorio? Comunque per valorizzare tutto il ciclo della nostra zona e comunque sono legni provenienti insomma dai nostri paesi vicini. Per i vostri scopi sono legni ideali? Sono ottimi legni da usare sia all'interno che ad esterno degli ambienti, quindi insomma valorizziamo tutto il possibile. Ma per voi è stata una riscoperta o una sorpresa? Entrambe. Nel senso, certi legni che non ti aspetti, che sono vicino a casa e possono essere così utili per te, li trovi a 50 metri, che invece magari non pensi di avere non pensi di averli così vicino. Perché questi legni, pur essendo belli anche da vedere, insomma pregiati a loro modo, non vengono così utilizzati in maniera importante? Perché sono legni che hanno tanto scarto, di conseguenza bisogna prenderli in mano più volte e invece noi comunque segandoci il legno, lo scarto lo recuperiamo, quello che abbiamo in avanzo comunque magari lo bruciamo, il resto si può fare qualcos'altro, lo mettiamo via e con le assi migliori facciamo il resto. È difficile inventarsi l'arte del recupero nel legno? Abbastanza, perché verrebbe più semplice mettere tutto nella stufa, però a volte magari facendo una ciotola si ha più soddisfazione. E magari si crea un mercato? Sì, se ci si fa, sì. Ma c'è ancora qualcuno che li usa questi legni? Non penso che siano legni che vengono tanto utilizzati questi. Mandorlar, salice.
sono sempre comunque legni sottovalutati, ma ottimi per la realizzazione di qualsiasi cosa. Il legno come materia prima da lavorare, ma anche come elemento vivo, e questa è una delle concezioni di partenza nel lavoro di Massimo e di Omar. Una materia viva che racconta qualcosa, sprigiona delle sensazioni che diventano ispirazioni, che poi loro due materializzano, concretizzano in opere particolari, sia a livello di creazione ex novo, diciamo così, ma anche a livello di restauro, che è una delle loro attività. Cos'è il legno per voi? Passione, mestiere, impegno, ricerca. Di qualcosa anche te, dai. Le ponte dei diei che salta. Ma il legno è una materia viva, no? Sì. E cosa trasmette? Movimento, elasticità, creazione. Bene o male col legno puoi fare quasi tutto. Quindi voi siete degli interpreti? Sì, Ok. maestro. Il restauro di un mobile, che cosa ti impegna a fare o a pensare? Il restauro parte da capire come è stato fatto, quando è stato fatto. Si capisce un po' anche chi l'ha fatto in base a come è stato lavorato, alle serie di incastri che ci sono, e si capisce se l'artigiano che l'aveva fatto l'ha fatto bene o l'ha fatto male, e quindi è un po' una scoperta. Vai a immergerti dentro a un mobile vecchio, quindi è come andare in una vecchia tupaia e guardare se c'è qualcosa di valore, qualcosa che non vale, e poi a man mano si restaura con tutte quante le caratteristiche del restauro. E quando si crea una cosa ex novo, magari da pezzi di legno riciclati, che cosa si prova? È una bella sfida, perché il legno nuovo è compatto, lo piali bene, lo lavori bene, è semplice, vai liscio come l'olio. Il legno vecchio ha la crepa, è storto, ha il tarlo, quindi bisogna starci dietro un sacco di tempo in più e cercare di tirar fuori tutto quello che il legno riesce a darti praticamente. E poi avere in casa un'opera fatta con il legno riciclato, a cui voi date vita nuova, c'è un orgoglio da parte vostra in questo? Avete messo un pezzo di voi lì dentro? Beh, sicuramente. Sì, ci sono tanti pezzettini di noi. Massimo nelle case. Sempre appunto del primo. Mi me l'attacca. E questa, ragazzi, è la ciotola di Ti porto io. Me l'hanno fatta sotto i miei occhi. Con che legno? Legno di cedro, E dentro? cirmolo, Ah, quindi la ciotola aromatica. una ciotola aromatica E questo è un pezzo di legno di recupero? di recupero. Quanto ci ha messo a farla? Circa un'oretta. Aspetta, l'ha fatta lui, aspetta che non mi sbaglio, Esatto. mi sbaglio, Un'ora e mezza. Un'ora e circa. mezza. E questa è un'idea di recupero che voi volete comunque portare avanti. Sì, praticamente sono degli scarti incollati, e poi una volta asciutti viene fatto il cerchio e da lì viene lavorato con il tornio e eseguita la ciotola. Cedo il cirmolo, lo metto in centro alla stanza e mi profuma tutto l'ambiente. Esattamente. Naturalmente. Sì. Esatto. Ma che bellezza. E quel pezzo lì di carta? Questo è un certificato di garanzia che di solito rilasciamo quando facciamo questi tipi di lavoro, insomma, che sono stati, dove dentro viene scritto come è stata eseguita, con materiale di recupero e quant'altro, così insomma, tanto da dare Certo. un pezzo di carta La di famosa- valore, il famoso pezzo di carta che ci va un po' dappertutto. A regola d'arte. Esattamente. Grazie davvero ai gemelli Finetto, Massimo e Omar. Bene, grazie Stefano. Uno che ha la barba più lunga, quindi riesco a distinguerli, perché sennò... Intanto. Ciao ragazzi, Ciao. ci vediamo alla prossima cantierata. Ho raffreddore ma sento lo stesso, Pensa, pensa la bomba. Vengo che domani qua a Badia. Oh.